Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla solita live special Sibili Interattivi. Bene, come ogni volta, vi ricordo per i nuovi, per le nuove persone che seguono il Marietto Veneziano, che se uno vuole fare una domanda, mi raccomando, nome, data di nascita, una domanda precisa, ricca di particolari, se uno è una persona sposato, ha una relazione coperta, deve scrivere, deve dare più informazioni possibili e deve essere chiara. Poi vi ricordo che gli amici di Face, visto che trasmettiamo su una piattaforma in cui ci sono anche altre persone oltre che YouTube, mi raccomando iscriversi al canale StreamYard, è gratis. Bene, e intanto iniziamo anche a spiegare che noi, il Legame Marietto Veneziano, hanno anche due gruppi social, i casti sacerdotali e anche radionica, radiestesia, teologia ed ermetismo, ed è gratis, tutti possono iscriversi. In più abbiamo un sito, il sito del Capitano, in pista da ben 7 anni, dal 2015, dove il Marietto Veneziano all'inizio solo, poi accompagnato da Hildegarda, ha messo a disposizione 20 ebook radionici, 20 ebook con istruzioni di radionica per circuiti radiestesici e quadranti radionici, appunto. Ne hanno già scaricati più di 175.000. In più, in questo sito ci sono delle zone shop dove si può acquistare questo talismano per 150 euro, 10 euro di spedizione, più si possono aggiungere programmi in quanto se ne vuole a 20 euro a programma. In più, eventualmente, se uno non vuole il ciondolo, possiamo offrire dei sigilli. Questi sono degli esempi, no? Sigilli di alta, insomma, salomonici. In più, eventualmente abbiamo anche riti operativi per chi cerca lavoro, per chi cerca l'anima gemella, per il benessere, l'abbondanza e quant'altro. Quindi però non chiamateci per chiederci prezzi, perché ci vuole sempre un consulto per valutare i bisogni delle varie persone che si hanno, cioè non esiste un rito operativo uguale all'altro. Bene, detto questo, vi ricordo anche che al venerdì sera il Legare Marietto Veneziano faranno le pulizie, oggi però è lunedì e quindi alle 21:15, per quelle persone a cui non risponderò avremo la nostra Hildegarda alle 21:15. Bene. Penso di aver detto tutto. Vi ricordo appunto che alle 11:20 il Marietto generalmente è in quell'orario lì, però adesso stiamo valutando altri orari per coprire altre fasce e dare l'opportunità a più persone di avere una risposta. Poi per quelli che fanno sempre le solite domande, mi raccomando, mettetevi un po' da parte per il semplice fatto che dobbiamo farci conoscere anche ad altre persone nuove, quindi se vedete che non rispondiamo perché magari abbiamo già risposto questa settimana, non dovete averne a male, anzi fateci pubblicità che più gente c'è e più noi possiamo dare una mano a tutti in modo gratuito. Bene, quindi partiamo subito con una domandina. Intanto saluto le amicizie, saluto Pierluca che è sempre molto elegante, sempre preciso, sempre. Poi vediamo, saluto Gaetana, l'Agata Messineo, Michela McQueen, l'Alessandro Invernizzi, insomma Chiara Tricarico. Bene. Allora, vediamo un po'. La prima domanda è la nostra amicizia Agata Messineo. Agata del 65 per Maurizio 63. Mi cercherà ancora, lui è sposato. Allora, e in più sotto Agata, giustamente, fa come si dice, aggiunge, scusate, che qua la domanda, eccola qua. E aggiunge giustamente che il Maurizio ha una figlia e abbiamo litigato, non sento più. Quindi vediamo un po' di indagare se questo Maurizio del 63 lo cercherà ancora. Lui è sposato,
e una figlia. Quindi vediamo un po' se Maurizio cercherà ancora la nostra amicizia. Vediamo un po'. E la situazione non è facile. E diciamo, Agatha, che la situazione, bisogna essere chiari, non è facile, c'è qualche problemino, la litigata non è stata facile da digerire, è stato un osso duro. Vediamo un po', per la nostra Agatha se il Maurizio si rifà vivo, se ti cercherà ancora. Bene, beh, lui Agatha, qui la storia si dipana in modo importante perché vedo che lui ti pensa. Vedi qua è la carta di uno che pensa di avere una grande opportunità. Però vedi allegrezze di cuore. Allegrezze di cuore, prima di tutto diciamo subito che Agatha, io non la conosco, non so nulla di lei, però questa allegrezza di cuore sembra che lui non solo pensi a te, ma sembra quasi che abbia anche altri pensieri, giustamente. Sembra che lui vede in te molto probabilmente una persona importante, però qua mi sorge quasi il dubbio che non sia solo verso di te che ha queste delicatezze. Quindi il taglio è un ni. Vediamo un po'. Tua ragazza sei ancora innamorata. Vediamo il messaggio. Vediamo un po'. Allora, nel passato vedo che c'è già stato un ritorno, un colpo fortunato, vedo. Sì, c'è stata comunicazione, c'è stato un periodo importante. Poi dopo, per forse colpa di qualcuno che vi spiava, no? O vi guardava, o forse anche di un uomo che ti guardava, Agatha, non so perché si vede una persona che cerca di attaccarti e c'è stato appunto, vedi, questo abbattimento morale è importante. E questa è la linea passata. Questa è la linea presente. E cosa vediamo qui? Qui vediamo che tu lo pensi spesso, sei tra virgolette innamorata, sei una persona che lo aspetti, e vedo però che c'è del nervosismo e ci sono persone che dicono tutto il contrario di tutto. C'è anche un segreto, una strategia. Quindi attualmente queste tre carte ci fanno dire che tu sei una donna forte, che lo aspetti, lo pensi spesso, sei nervosa e in gran segreto hai questa attitudine qua. E vedo però che sembra quasi che il nostro amico, il nostro personaggio, si debba fare risentire, perché questa carta qua, il nostro Maurizio, questa carta qua è una carta di riunione. Quindi sembra che in segreto, molto probabilmente, ci sia possibilità che lui faccia un ritorno. Infatti vedi messaggio. Quindi molto probabilmente c'è questa possibilità di un ritorno. Quindi in futuro vedo che c'è stabilità e anche qualcosa di più della stabilità. Vedo che secondo me Maurizio tornerà. Però attenzione che poi ci sarà un cambiamento con del gelo. Quindi diciamo alla tua domanda se si rifà sentire, attualmente le Sibille ci stanno dando indicazioni che in futuro prossimo si dovrebbe far sentire con delle comunicazioni, telefono, sms, chat, insomma tutto quello che potrà usare e vedo che incomincerà a sviolinarti, anche perché abbiamo visto che all'inizio lui pensa a te, però ha nel suo portafoglio, diciamo così, non solo attenzione per te ma anche per altri, cioè deve essere un tipo che molto probabilmente non gli dispiace comunicare con altre persone che non sia la propria compagna ufficiale. E quindi vedo che ci sarà sicuramente delle belle interazioni fisiche, vedi? Sentimenti forti. Però dopo sopraggiunge il gelo e ci sarà un cambiamento. Però della stesa l'importante
è il finale. Vedo che c'è l'amore, però attenzione che sarete attaccati nella vostra allegrezza da una persona, molto probabilmente sarà la moglie o molto probabilmente qualcuna che sa della vostra relazione, e vedo che vi attaccherà. Però dovrebbe risbocciare un forte sentimento fra voi due. Quindi la domanda è estremamente positiva. Certamente è una cosa che molto probabilmente sarà clandestina, perché vedi, il militare cerca sempre, e ci saranno momenti anche di freddura, forse anche un viaggio. Insomma, comunque le sibille sono estremamente positive per il prossimo anno. Bene, vedo che c'è un amico di Facebook che non si è ancora, vedi, questa domanda per gli amici di Fese, peccato perché sprecate la vostra grande opportunità di avere una risposta gratuita, per il semplice fatto che dovete iscriversi a StreamYard. Come si fa a iscriversi a StreamYard? Il link sopra il video, basta che vi iscrivete, è gratuito. Bene, quindi questa domanda qua è ricevibile. Andiamo avanti. Aspettate un po'. Vedo che c'è una domanda di Face, quindi io non posso, ad esempio, la nostra Milena ci chiede se riuscirà a entrare nel comune e nello Stato, grazie, e poi sotto giustamente mette la data di nascita. E intanto anche Agata ringrazia. Bene Agata, grazie. Quindi rispondiamo alla nostra Milena che ci fa questa domanda. Vediamo se lo Stato o il comune risponderà alla nostra amicizia Milena. Allora, ma penso che tutti sentono l'audio. Milena, tutti sentono un audio. Presumo, perché Agata mi ha risposto che quindi ha sentito. Però vediamo un po' Milena. Ma sembra di sì. Allora, Milena dice: non sento l'audio. Bene Milena, ok, allora Milena adesso dice, ok, c'è riuscita, prima diceva che non sentiva l'audio e adesso c'è riuscita. Quindi Milena, adesso la domanda è se troverà, se ti chiameranno. Vediamo un po'. Allora, attualmente Milena la situazione è complicata perché ti vedo triste, ti vedo in una situazione difficile, no? Provata, però vedi c'è la carta più fortunata delle Sibille. Quindi sembra che da una parte stia arrivando la fortuna in un momento in cui tu sei molto triste. Quindi è un 50-50, un 50-50 Milena. Adesso vediamo cosa succede. Per un posto in comune e c'è qualcuno che ti difende. Sembra proprio di sì Milena, alla fine ce la fai e vediamo bene. Guarda un po' Milena, allora nel passato vedo che c'è stato qualcuno che ti ha bloccato, però hai avuto delle comunicazioni e ci sei una donna di grande spirito e grande volontà, e vedo che qui qualcuno ti ha frenato in un modo o in un altro, o per gelosia o per quello che vuoi tu, ti ha frenato. Però vedo che sei una donna di buona volontà e vedo un contratto, qui nel passato molto probabilmente o ci sei andata vicino o sei andato nella direzione giusta.
Quindi si vede che stai lavorando perché c'è allegria domestico, il contratto, l'emineo, quindi la cosa è estremamente positiva. Poi vediamo il presente. Il presente sei aiutato da una persona, un signore, una persona importante, e vedo anche non solo da una persona importante, ma sei aiutato anche da una donna. Vedo che ci sono due figure importanti che vogliono farti portare a casa il risultato. E tu sei una donna molto attiva, lavoratrice, di buon comando, hai veramente delle grandi qualità. In futuro però vediamo che ci saranno delle cose nel futuro prossimo in cui ti diranno tutto il contrario di tutto. Sarai sicuramente aiutato da qualcuna e vedo anche, cercherai comunicazione e vedo che tu avrai delle grandi possibilità. Però nel futuro prossimo riceverai delle notizie che non saranno positive. Futuro prossimo. E poi però ti vedo sempre forte, forte che tu vuoi quel posto di lavoro a tutti i costi. Quindi nei prossimi mesi, no, sebbene tu sei protetta da due persone, un gran signore e anche una donna, no, che vogliono farti portare a casa il risultato, tu riceverai invece delle notizie che vanno controcorrente. Sembra quasi che tu sbatta contro un muro di gomma, però sei estremamente positiva. Riceverai delle notizie che sembreranno darti slancio. Ma il futuro, l'esito delle carte è questo, l'esito del Sibilla è questo qua, il contratto. Cosa succederà? Succederà che sentirai delle notizie che non saranno vere e molto probabilmente saranno delle notizie che ti faranno innervosire. Però vedo slancio, il contratto c'è e l'amore c'è. Quindi sembra che alla fine, molto probabilmente entro un anno, molto probabilmente riuscirai a coronare il tuo successo, perché la stanza e l'amore e la giovane fanciulla chiaramente che non dovrai in un certo senso essere troppo sofisticata nella scelta, perché la giovane fanciulla è anche una persona irrequieta. Il problema è che ci sarà gente che vorrà depistarti, però il contratto, la stanza è il luogo del contratto, poi seguito da amore e preceduto da giovane fanciulla, sembra che il risultato lo porti a casa. Ma vedo più che altro gente intorno a te che ti vuol destabilizzare, vuol fermarti. Infatti, qua riceverai false notizie, poi tu sarai pronta per lanciarti, ma ancora un blocco, riceverai notizie che ti daranno spinta, attenzione alle persone che vogliono depistarti, però alla fine il risultato, giovane fanciulla, stanza e amore, lo porti a casa. Quindi entro un anno molto probabilmente riuscirai a coronare con l'aiuto di altre persone il tuo goal, come si dice, il tuo scopo, la tua volontà, la tua voglia di entrare in un posto sicuro, forte e via dicendo. Allora, il Facebook user qua non ha ancora capito una cosa, questo qua. Devi iscriverti a StreamYard, come ha fatto ad esempio la Milena. Quindi devi iscriverti a StreamYard, è gratuito. Allora, poi un'altra cosa, qua c'è un'amicizia che forse non ha capito. Allora, non è che si possono scrivere BGG e poi o scrivete il nome, no? Oppure lasciate stare, non fate neanche la domanda, perché dovete sfruttare al massimo questa opportunità di fare delle domande in modo di avere delle risposte gratuite. Allora, vediamo un po'. Andiamo avanti con le nostre domande. Vediamo un po'. Milena abbiamo risposto. C'è la nostra Chiara. La nostra Chiara, eccola qua. Chiara. Chiara vuol chiedere al 75 se riesce a vendere la casa. Vediamo un po' se la nostra Chiara riesce a vendere la casa.
E Chiara, sembra proprio di sì, eh? Vediamo un po'. Vi ricordo che sono sempre disponibili anche per consulti privati, il numero lo vedete qui sotto e anche il costo, eh? Bene, vediamo un po' per la nostra amicizia se riuscirà a vendere la casa. Attualmente vedo che, Chiara, ci sono sicuramente delle offerte, delle proposte, però non crederci, il taglio ci sta già a indicare che sarà una cosa molto farraginosa, molto difficile. Per il momento il taglio ci fa capire che la situazione è difficile. E sembra che sia sfuggito qualche buona opportunità. Allora, Chiara, vediamo un po' se riuscirà a vendere la casa. Allora, la situazione, ha avuto sicuramente qualcuno che sembrava molto interessato, però hai ricevuto nel passato una comunicazione che insomma ti ha un po' demoralizzato, ti vedo piangere, hai visto perdere la tua occasione di venderla e il contratto sembra sfumato, sembra che si sia allontanato. Tu chiaramente sei una persona che si dà da fare per poterla vendere, magari c'è l'aiuto anche di una persona importante, però vedo tutto bloccato, vedi, ci sono situazioni che ti fanno star male, sembri sola, tutto bloccato, fermo il gelo. In futuro potresti avere delle comunicazioni magari interessanti, però anche lì bloccato. Poi cercherai sicuramente di parlare con più persone, ma vedo una persona, magari potrebbe essere un consulente o qualcuno, che rema contro di te. Ci potrebbe essere un cambiamento? Beh, sì, il finale è che tu sei speranzosa, però vedi perdite di denaro, morte, mercante. Sembra quasi che la tua casa sia un po' bloccata anche dalle persone che ci sono intorno a te o a cui tu ti sei, tra virgolette, ehm, non confidata, ma diciamo appoggiata, che vedi il finale fa capire che tu sei speranzosa, però perdi denaro, morte, mercanti, c'è qualcuno o a cui tu hai affidato la casa a vendere o che entrerà nel futuro, che vedo che cercherà di farti perdere del denaro e vedo dei blocchi e poi lui che guarda per cercare di guadagnare su questa casa qua. Quindi io non vedo che c'è un risultato di venderla prestissimo, vedo qui un blocco importante, poi tu cercherai ancora tra le tue amicizie di poterla proporre, ma vedo anche freni. Adesso c'è qualcuno di importante che sembra che ti possa aiutare, però vedi solitudine, gelo, quindi penso proprio che non vedo una grande soluzione. Bene, adesso la Simona ha raddrizzato il tiro, eh? Allora, la Simona ci dice, se ho capito bene, vediamo un po' di mettere insieme questa domanda. Allora, la Simona dice, io del 67 ho una relazione con il Battista Giuseppe, che non è libero. Vorrei sapere, il Giuseppe però è del 54, che non è libero, e vuole sapere come evolverà. Allora, la Chiara ringrazia. Bene Chiara, grazie. Allora, ecco, adesso la Simona proprio ha centrato la domanda, mi sa che l'ha proprio messa giù bene. Vediamo un po'. Allora, Simona è il 67. Come andrà la mia relazione con Giuseppe, il 54, che come evolverà e non è libero. Non è libero. Quindi è una relazione molto probabilmente, presumo, coperta. E lei ci chiede come andrà come evolverà questa relazione, sì bene o male. La nostra Simona è il 67. E insomma, sarà una Macedonia. Diciamo che sarà Simona una Macedonia, nel senso che
il pendolino va sul sì, sul no, adesso vediamo le sibille che chiaramente hanno un raggio di azione di pochi, massimo 12 mesi, no? Vediamo un po'. Mm. Allora, superbia e leggerezza. Allora, queste due carte sono molto importanti. Molto importanti perché sembra quasi che una cosa sia un po', non dico superflua, però vedo che è una cosa un po' che viene da lontano e che c'è molto ego, molta forza, molta voglia di prenderlo magari da parte del nostro amico Battista Giuseppe, magari sembra quasi che sia da parte sua presa forse un po' troppo con leggerezza, ma questo è il taglio, non è la stesa definitiva. Ma vediamo un po'. Allora, vediamo un po' come evolverà Simone. Allora, io adesso nel passato ti vedo molto, molto giù di tono, molto amareggiata, sembrava quasi che vedo un passato veramente difficile con lui e vedo che tu lo aspetti, che c'è il tuo sentimento, ma molte grandi delusioni. E poi vedo una materialità, non si capisce bene questa materialità, se lui ti valuta per una persona che ha delle qualità molto probabilmente, o tu lo valuti, però si vede che è un passato un po' difficile, pesante, perché hai avuto dei momenti veramente difficili, sebbene tu hai sempre avuto un occhio molto attento verso di lui. Il belvedere è sempre una donna che aspetta con grande gioia. Poi questa linea è presente, io vedo che tu sei una donna forte, molto forte, oltre quello che uno pensa, hai già vinto su molte sfide della vita e vedo che lui ti guarda con un occhio benevolo e molto probabilmente c'è questo ritorno, molto probabilmente tu lo conoscevi già o c'è questo ritorno di una persona che già l'hai incontrato nella vita o nelle vite prima, si può dire. Però vedi c'è segreto militare, quindi sembra una cosa un po' coperta. Lui però vedo che ti pensa spesso e vede che sei una persona che vale molto. Nel futuro vedo che ci saranno delle informazioni che non saranno proprio chiare, o per via di un'amica o per via traverse, vedo che riceverai delle informazioni che non saranno esattamente quello che ti aspetti, anche forse delle bugiette, però tu lo amerai sempre, ti rimarrà nel cuore. Poi cosa succede? Entra in scena molto probabilmente la moglie nel futuro, no? O una donna sposata, o tu hai dei figli, però vedo che nascerà qualcosa con una donna sposata, entra in scena una donna maritata o una donna che ha figli e ci sarà un colpo di fortuna. Questa triangolazione, visto che non conosco nulla di te, Simona, no? Io direi che fino a qui è chiaro che tu lo aspetti, anche se lui dice magari alcune volte delle cose che non sono realistiche, no? Però nascerà molto probabilmente, non so se lui ritornerà a avere un flirt, se si può chiamare così, con la moglie, perché c'è questa donna sposata che non si, o con dei figli che non si capisce. Potresti essere in teoria anche te se tu hai dei figli. E potrebbe essere un colpo fortunato. Ma la domanda di Simone è come evolverà questa storia. Vedete? Ladro, leggerezza, lui che pensa. Vedi, secondo me, allora ripeto che io di Simone non so niente, però l'evoluzione è che sembra una cosa clandestina, vedi il ladro che lavora dietro le quinte, da lontano, lui che cerca di risolvere questi problemi tramite messaggi. Sembra quasi quindi che il finale sia più lui che cerca qualcosa di clandestino, ma non solido, non corposo, non qualcosa che ti dà l'entusiasmo di spendere il tempo. E anche perché queste tre carte fanno capire che nascerà ancora in lui
qualcosa verso una donna che ha dei figli. Potresti essere te, potrebbe essere la moglie, visto che non so niente, però c'è questa grande opportunità. E però vedo che fra di voi, vedi, clandestinità, da lontano, lui che cerca di risolvere questo problema. Quindi io penso che non ci sarà un grande entusiasmo, Simona, non ci sarà un grande entusiasmo da parte sua, anzi riceverai anche delle notizie che non sono proprio realistiche. Ok, cari amici, grazie di avermi seguito fino a qui. Io vi ringrazio. Sapete che se volete dei consulti privati io sono sempre disponibile. Ci sarà il 21:15. Vi ringrazio e domani alle 11:20 sulla piattaforma per gli amici di Facebook. Mi raccomando, iscrivetevi a StreamYard che è gratuito. Grazie e a questa sera alle 21:15 sempre su questa piattaforma con il